l'abbiamo fatta amici un 40 minuti e siamo sotto la Torre Eiffel. Adesso vediamo di fare i biglietti per salire su. La volta che eravamo stati a Parigi non eravamo potuti salire perché c'era vento ed era chiuso. Vediamo oggi. Ci sarà una fila di un'ora, però la facciamo. Emozionato Dato che deve salire sulla Torre Eiffel. Ho paura. Ci sono i controlli di sicurezza, adesso vediamo se ci fanno passare. Ci sono tutti gli oggetti interdetti, forbici, coltellini, lucchetti, ma noi non abbiamo niente di tutto ciò. Siamo dentro, siamo sotto la Torre Eiffel, adesso andiamo a fare i biglietti, ci sarà una fila tremenda oltre questa che abbiamo fatto adesso per entrare. Comunque ve la faccio vedere. Bevuto? Quanto è grande, ragazzi, è enorme. Oh mio Dio. Ascensore. Eh? Ascensore. E dopo un'altra ora di fila, guardate quanta gente c'è, tocca finalmente a noi, ma non sarà finita perché poi una volta fatti i ticket ci sarà la fila anche proprio dove si sale, dove ci sarà l'ascensore. È un po' una pazzia, però una volta nella vita amici. 29,40 gli adulti per salire sino in cima, i bambini 7,40, mentre invece sarebbe 18,80 per il primo livello. Vedete, avevo ragione, un'ora di fila qua alle mie spalle. Questa qui 1, 2, 3, 4 giri, cioè non finisce più. Adesso dobbiamo fare un'altra fila qui. Comunque totale 66 euro. Proprio l'altro giorno stavamo guardando un documentario e hanno parlato della Torre Eiffel. La curiosità è che la manutenzione, se non sbaglio, la fanno ogni 7 anni, la scartavetrano e la ridipingono tutta e ci vogliono 2 anni per finire. Per via del Covid e forse qualche altro imprevisto, questo settennale è saltato e infatti adesso non so se siano 9, 10 che non viene più manutenzionata e infatti si sta arrugginendo completamente. Forse riuscite a vederlo anche qui più su, sta iniziando a arrugginirsi e perdere la vernice che la ricopre e la protegge. Un altro controllo antiterrorismo, poi continua la fila. Oggi sarà una giornata in fila. Però vi facciamo vedere Parigi dall'alto sopra la Torre Eiffel, in cima alla Torre Eiffel. Finalmente ragazzi si entra in ascensore, un'altra fila fatta. Allora ragazzi, questo è il secondo piano della Torre Eiffel, la Senna sotto. E adesso saliamo sino alla cima, 300 metri, manca molto Guardate che razza di città piccolina, mamma mia, da quella parte i grattacieli. E adesso finalmente, qua c'è già freschetto, mi sono già rimesso la cuffia. E adesso saliamo sino a su amici. Beh, ne vale la pena, grande fila, ore e ore di fila. A me non piaceva fare neanche quella dal medico, un quarto d'ora. C'è che è grande la città. Oh mio Dio. Nel frattempo al secondo piano abbiamo incontrato e conosciuto Chiara e Giuseppe. Ciao! I nostri connazionali di Como, vero? Sì. Ragazzi, divertitevi a Parigi, sono in vacanza. Ciao! Ciao!
Thomas Edison e Gustave Eiffel, i signori che l'hanno ideata e realizzata. Ragazzi, salute, un bicchierino di champagne, me l'hanno regalato, un signore che dice che gli viene tachicardia, e allora l'ha data a me e io me lo bevo, è tantissimo. Ragazzi, si scende, è bellissimo, ma non posso studiare tutte le case che ci sono a Parigi. Ci sono quartieri meravigliosi, palazzoni stupendi. Immagino cosa possa costare un appartamento qui al centro sotto la Torre Eiffel. Ci vorrà 1 milione di euro. Sono principeschi. Di nuovo in ascensore, adesso si scende, poi vi dico quanto ci è voluto di tempo per fare questo tipo di esperienze. Siamo usciti alle 2:30 del pomeriggio. Ragazzi, quindi vi ho detto che alle 2:30 abbiamo iniziato questa esperienza, questo progetto. E adesso stiamo uscendo e sono le 6 di sera, quindi ci è voluto 3 ore e mezza. Guardate i battelli sulla Sena, le persone che ci sono sopra, impressionante, impressionante. C'è un po' di gente in giro a Parigi, le piazze sono leggermente piene. Adesso ragazzi, siccome è presto, sono le 7, andiamo a vedere l'Arco di Trionfo e le Champs-Élysées. Ve le facciamo vedere. 25 minuti a piedi. Ci facciamo una passeggiata, Rita, 24 minuti e passeggiamo nella via più famosa di Parigi. Eccoci arrivati anche all'Arco di Trionfo. Dal vivo è sempre qualcosa di magnifico perché è colossale. È davvero davvero gigantesco, stupendo. Adesso ci troviamo nella via più famosa e conosciuta di Parigi. Passeggiamo sulle Champs-Élysées. Oggi è festa, i negozi sono tutti chiusi, quindi magari ci ritorniamo in questi giorni perché qua è stupendo quando i negozi sono aperti. Ci sono tutti i negozi più famosi e importanti del mondo. Come avete appena visto, infatti c'è Cartier. Vi ho fatto vedere alcuni marchi, ma dovreste vedere il negozio di Louis Vuitton. Vediamo se riesco a farvi capire com'è. È un baule grande come un palazzo. Papi, noleggiamo una Lamborghini, papi? Abbiamo già fatto la Ferrari a Roma, potremmo prenderci questa bestia qua. Chi si ricorda, ragazzi, quando a Roma abbiamo preso la Ferrari 458 mi sembra? Ma non credo la prenderemo, vero papi? A Roma avevamo noleggiato la Ferrari 458 Italia, 20 minuti 50 euro se non ricordo male. La Lamborghini 20 minuti voleva 200 adesso.
Per 50 euro l'avrei fatto un giro. Alla fine ragazzi siamo entrati in un McDonald's per mangiare perché non abbiamo trovato nulla. Sono le 19:31, mangiamo non tanto bene, però Beh ragazzi, siamo finiti al McDonald's perché non è possibile mangiare in giro, ma non solo per i prezzi, anche per l'aspetto. Non puoi mangiare una pizza in giro, pagarla 20 euro ed è peggio delle pizze di un supermercato che costa 2 euro. E quindi McDonald's con 30 euro ceniamo bene. 2 crocchette, un paninetto e ce la caviamo così. Crocchette di pollo, patatine, altre patate qua. Cena 5 stelle ultimata. Meno male che noi da McDonald's diamo una volta ogni 5 stelle cadenti. ogni 3 anni. Quando siamo andati l'ultima volta? Forse 4 anni fa. No, forse siamo andati alle Canarie 2 anni fa, non mi ricordo. Non mi ricordo. Quindi ci sta ragazzi, una volta ogni 2 anni va bene. Adesso ci facciamo una passeggiata, 20 minuti, torniamo sotto la Torre Eiffel perché vorrei vederla e farvela vedere illuminata. Di notte è stupenda. E poi per oggi va bene. Abbiamo visto 2 cose, Arco di Trionfo e Torre Eiffel. È iniziato un bel acquazzone, adesso diluvia amici, ma volevo vedere la Torre Eiffel di notte, è quasi buio, l'hanno già illuminata. Adesso ragazzi prendiamo il 30 e ci porta alla metro e dalla metro a un altro pullman. Arriveremo tardi al camping. Siamo pressati come sardine, ma il primo pullman è stato preso. Quello che le sarà muy bien el viaje. Adesso ragazzi la metro e poi un altro pullman, 3 mezzi pubblici per arrivare al camping. E adesso ragazzi l'ultimo pullman, il 244, in 20 minuti siamo di nuovo al camping. Continua a piovere. Corri ombrello. Il mio. Ragazzi diluvia ma ci siamo ormai, siamo arrivati. C'è buio? Tanta acqua. Abbiamo anche una famiglia di inglesi che ci sta seguendo perché anche loro sono in camping e quindi abbiamo preso noi una scorciatoia, ci hanno seguito tutti in mezzo alle fresche frasche. Che giornata bella, però è finita con tanta acqua, temporale, buoni lampi e tanta pioggia. Bello, bello anche passeggiare con l'ombrello così, a me piace. È impegnativo visitare le metropoli, è impegnativo, però è anche tanto bello. Siamo arrivati. Ragazzi, spero che il primo giorno di Parigi, della visita a Parigi, vi sia piaciuto. È sempre emozionante vedere la Torre Eiffel, ho fatto qualche bella foto anche di notte, quando è illuminata, è meravigliosa. Bene, stanchi, camminato tanto,
girottato parecchio, adesso ci rilassiamo, domani seconda giornata, vedremo altre cose. A proposito di passi, oggi concludo con 19.296 passi. Ottimo, buonanotte. Buonanotte. Ciao, a domani. A domani. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno la Rita. Già docciata Rita, Ancora addormentata. Però già docciata. Già docciata, sì. Quando ci sono le docce del camping con l'acqua bellissimo. calda è Illimitata, illimitata, vero? sì. Fai colazione, io e Dado l'abbiamo già fatta, ci laviamo facce e denti io e Dado e siamo pronti per uscire. Sono le 8:30 del mattino, ragazzi, siamo prontissimi. Ho bisogno di un caffè. Vai Rita. Noi siamo pronti, Anche noi. Anche tu? Sì, quasi. Dai. It's 10 o'clock, pronti per uscire. Dado, grande, visto che serve il corso di inglese. Mamma mia. Sto spadroneggiando. Sì. 10 in punto, ragazzi, stiamo uscendo. Oggi si va a visitare Montmartre. È un quartiere di Parigi. Il quartiere degli artisti. Grazie Mirko, sotto consiglio di nostri cari amici follower. Dovrebbe piovere da mezzogiorno l'una tutto il giorno, quindi oggi si visiterà Parigi esclusivamente con gli ombrelli. Campeggio stra pieno, zeppo. È anche un bel campeggio. Un campeggio 4 stelle. Comodo, c'è tutto. Sì. E per fortuna che ci sono. Sì. Guardate, Strategico. guardate infatti quanto lavora, non c'è una piazzola libera. Questa è la stradina che abbiamo imparato ieri notte, presa al buio in mezzo alle pozzanghere per rientrare, e la riprendiamo anche oggi di giorno. Porta direttamente alla fermata dell'autobus. Oggi mezzi pubblici, cioè il tempo che impiegheremo per arrivare a destinazione, cioè a Montmartre, è un'ora e forse dobbiamo prendere solo 2 mezzi pubblici, se non sbaglio 2 autobus. Dobbiamo prendere il 2,44 e 2 metropolitani. Dopo mezz'ora di attesa, 30 minuti fermi al freddo. Oggi ci sono 11 gradi, ragazzi, cambiate le temperature rispetto a ieri. Comunque dopo mezz'ora finalmente è arrivato il 2,44 che ci porta alla prima metro. Adesso metro, ragazzi, guardate la gente che c'è, la folla che c'è. Oggi molto complicato con i mezzi pubblici, ragazzi, è 30 minuti di bus e 30 minuti qui in fila, guardate la gente che c'è, mostruoso. Il suggerimento dei mezzi pubblici parlava di un'ora di viaggio dal camping sino a qua e dall'altra parte della città, e invece ci abbiamo messo forse 2 ore, tutti i ritardi, file, però siamo a Montmartre.